Va ora in onda Zoom, il drive time in mezzo ai fatti con Antonino Danna. E ritroviamo Antonino Danna al termine della sua dannatona, fresco come una rosa. Se volete intervenire con lui, il numero 02 9294 7222 oppure mandate fin d'ora i vostri WhatsApp al 340 670 9659. Ben trovato Antonino, di nuovo. Grazie condottiero mio condottiero, amici e amici miei, ma non dell'avventura, buonasera, siete sulle magiche onde di Radio Libertà, questo è Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Io sono Antonino Danna e questa è la puntata di oggi, mercoledì santo 27 marzo dell'anno del Signore 2024. Vi ricordo, date il sangue, in ospedale serve sempre, salverete vite umane. Chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo appello, andate su radiolibertà.net, cliccate su Sostienici e poi abbonati. Troverete tutte le modalità per sentire questa radio un po' più vostra, dai semplici 8 euro mensili della Hall of Fame fino ai 40 euro mensili a livello creator, che vi permetteranno di essere coautori e co-conduttori di almeno una puntata del nostro show preferito con il vostro conduttore preferito, ma vi ricordo altresì che sulla pagina Facebook della radio troverete tutte le modalità per aiutare i nostri amici e fratelli armeni dell'Artsakh o Nagorno-Karabakh, che dir vogliasi. Prima di cominciare, permettete, mi sono molto divertito stasera con il Liberamente del nostro Giovanni Sallusti, perché mentre lui parlava di Churchill mi sono ricordato di un aneddoto sempre a proposito del suo rapporto con l'alcol. Questo l'avevo scritto niente meno su Italia Oggi il 25 luglio del 19, e allora ve la voglio leggere perché questo è un fatto realmente accaduto. Churchill, uscendo dalla Camera dei Comuni nel 46, mentre puzzava di alcol alla grande, venne apostrofato dalla collega Bessie Braddock. Winston, sei ubriaco e peggio ancora sei disgustosamente ubriaco. Winnie non fece un plissé. Bessie cara, rispose, tu sei brutta e peggio ancora sei disgustosamente brutta. Ma io domani sarò sobrio e tu sarai ancora disgustosamente brutta. Chapeau, Winnie, sempre il migliore, poco da fare. È uno degli insulti più straordinari che abbia mai conosciuto a proposito di Churchill. Tra l'altro, vi do un altro upgrade a proposito di Gratteri che vuole fare l'alcol test a chi governa. Sapete chi era vegetariano, non fumava ed era completamente astemio? Adolf Hitler. Quindi io non mi aggancerei molto a certe abitudini, detto tra noi. E per concludere, l'immenso Leone XIII, un bel giorno, lui aveva l'abitudine di prendere il tabacco da naso, da fiuto, no? Alla fine dell'Ottocento. Un giorno andò un cardinale, Leone XIII gli allunga la scatoletta del tabacco, la tabacchiera gli dice: prego, si serva pure, eminenza. Santità, io non ho di questi vizi. Risposta: se fosse un vizio lei lo avrebbe. Bellissimo. Va bene, cominciamo la nostra trasmissione. 340 670 9659 se volete intervenire attraverso il WhatsApp. Ieri siamo stati all'Università di Torino davanti al rettorato, grazie agli amici dell'Unione Associazione Italia-Israele, ancora grazie alla presidente Celeste Bichi e all'amico Jimmy Ottolenghi del direttivo torinese, e c'era l'onorevole Daniele Nahum, che come sapete, il consigliere Daniele Nahum, che come sapete faceva parte del PD a Milano, era consigliere in giunta e in consiglio comunale a Milano, e però poi ha deciso di lasciare il PD per le sue posizioni massimaliste in tema di Israele, anche perché lui è ebreo, e ha preferito raggiungere i riformisti. Adesso noi mandiamo in onda il suo intervento registrato ieri davanti al rettorato dell'Università di Torino, che come sapete ha approvato una mozione per tagliare i rapporti con le università israeliane, decisione di rara bassezza intellettuale, devo dire, che ci riporta veramente indietro all'anno 1938, e spiace per un'istituzione come l'Università di Torino.
e poi ascolteremo il faccia a faccia che ho registrato con lui quest'oggi. Giulio Cesare, vai pure. Grazie. Bravo Daniele! Grazie. Vogliamo dircelo chiaramente, senza fronzoli, che questi studenti hanno la stessa concezione della democrazia degli studenti comunisti della rivoluzione del 79? Non dicono nulla contro gli accordi che giustamente le università hanno con l'Università di Teheran, con l'Università di Cuba, con l'Università di tutte le dittature, e invece su Israele iniziano a scandalizzarsi. Ma la questione fondamentale è che si sta sdoganando il termine genocidio in una situazione umanitaria assolutamente grave, ma dove genocidio non è. Ma perché lo stanno facendo? Scientemente, perché vogliono far passare le vittime di ieri come i carnefici di oggi, perché sotto sotto, ma neanche troppo sotto sotto, c'è un antisemitismo latente e preoccupante che porta le città a numerose scritte contro gli ebrei e atti di antisemitismo di cui tutti noi ci dovremmo preoccupare. Si stanno comportando, le istituzioni pubbliche ricordano quelli che nel 1938 fecero le leggi razziali, ricordano i professori universitari che durante il fascismo presero il posto dei professori ebrei, ed è, per esemplificare una battuta di Marco Pannella, è il fascismo degli antifascisti. Ed è una cosa pericolosissima. Si sta facendo passare un messaggio allucinante. In Israele il 22% della popolazione è arabo-musulmana e godono tutti degli stessi diritti. Un giudice della Corte Costituzionale è arabo-musulmano. Parlano di apartheid senza sapere neanche cosa significhi l'apartheid. L'ultima cosa che è di fondamentale importanza: tutti si sono dimenticati del 7 ottobre, del più grande pogrom di ebrei dopo la seconda guerra mondiale. Nessuno parla del fatto che Hamas sta facendo un gigantesco scudo umano con la popolazione civile e che tutti i soldi che in questi anni sono arrivati dal Qatar, dall'Iran, da tutte le dittature non sono stati spesi per le infrastrutture, anche dall'Europa, per le infrastrutture negli ospedali, ma in tunnel dove oggi si nascondono i terroristi. Allora io credo che oggi dobbiamo tenere assolutamente l'attenzione sulla popolazione civile di Gaza, sulla popolazione civile israeliana, ma noi dobbiamo dire con forza che se vogliamo rilanciare i due popoli, i due stati, Hamas non deve far parte della trattativa, ed eliminare Hamas è fondamentale per un futuro di pace in Medio Oriente, perché con tutti i difetti, e questo lo dovrebbero sapere tutti i partiti italiani, da una parte c'è una democrazia seppur imperfetta, dall'altra parte ci sono quelli che hanno compiuto il 7 ottobre, per cui viva Israele, viva la democrazia, e non ci piegheremo e andremo davanti a tutte le università quando si macchieranno di infamia come ha fatto l'Università di Torino. Grazie. Allora, il mio ospite di questa sera è un politico, un consigliere del Consiglio Comunale di Milano. Prima era nel Partito Democratico, dopodiché ha scelto di andare con i riformisti e ha le sue buone motivazioni per poterlo fare, perché è uscito criticando il PD a proposito di posizioni massimaliste, appiattimento sui 5 Stelle e soprattutto la posizione a proposito della guerra a Gaza. Chi è? È Daniele Nahum, che voglio ringraziare per il suo tempo e per la sua cortesia, che peraltro ieri è stato anche alla manifestazione organizzata da vari gruppi e varie realtà, non soltanto ebraiche, diciamolo pure, davanti al rettorato di Torino, dove l'università ha deciso con un colpo di mano di 20 galantuomini, si fa per dire, di approvare una risoluzione con la quale condannava e cancellava tutti gli eventuali accordi di collaborazione con università israeliane. Daniele, intanto grazie al tuo tempo, benvenuto qui a Radio Libertà e a Zoom. Come è andata a Torino e se posso chiederti i motivi, insomma, del tuo abbandono quindi del PD? Guarda, innanzitutto io ringrazio Radio Libertà e tutti i radioascoltatori perché sono
felice di poter confrontarmi con voi e raccontarvi un po' quello che è successo. A Torino è andata molto bene, c'erano tante persone in piazza finalmente a manifestare contro questa infamia del rettorato e dell'Università di Torino, che ricordano molto il comportamento delle università durante le leggi razziali, quando furono espulsi tutti i professori ebrei dalle scuole del Regno e tutti, a parte uno, i professori presero il posto dei professori ebrei, no? E oggettivamente si è voluto dare un messaggio importante. Io personalmente ho detto che per prima cosa questi studenti che compiono queste azioni squadriste sono, come dire, sono i fascisti dell'antifascismo, per prima cosa, no? E Decisamente. hanno una concezione della democrazia come gli studenti comunisti della rivoluzione islamica iraniana del 79. La loro concezione della democrazia è quella, ed è scandaloso che un'istituzione pubblica come un'università si pieghi verso questi soggetti. Secondo punto, io non ho mai visto manifestazioni contro accordi universitari, ad esempio con l'Università di Teheran o altre o università cubane o di tutte le altre dittature, non hanno mai detto nulla. Ma perché non dicono nulla? Perché sotto sotto, scava scava, c'è un antisemitismo latente, inconsapevole poi fino a un certo punto, che non si vuole ammettere, perché oggettivamente è incredibile che ci sia una contestazione verso un paese che con tutti i difetti rimane un paese democratico. Poi, fondamentalmente, le università israeliane sono decisamente schierate in genere contro le politiche del governo attuale israeliano, no? Perché essendo una democrazia viva, nei luoghi di discussione si contesta il governo. Certamente. Noi abbiamo questa libertà in Italia, in Israele o in altre parti d'Europa che deve essere, come dire, tenuta viva, no? Per cui io trovo incredibile il comportamento dell'università e la concezione della democrazia da parte di questi soggetti, per cui abbiamo manifestato. Io spero che poi ci saranno anche altre manifestazioni e secondo me è importante serrare i ranghi, ma trasversalmente su tutti i partiti politici, di chi ammette il dissenso e la democrazia e invece contro chi invece fa queste azioni squadriste. Se vuoi vengo alla seconda parte della domanda che mi hai fatto sul perché sono uscito dal Partito Democratico, e rispondo in maniera molto chiara di quello che ho detto anche sui giornali. Sono uscito perché ho trovato delle ambiguità importanti in politica estera e soprattutto anche sulla questione medio orientale. Allora io era dal 7 ottobre che continuavo a denunciare pubblicamente il comportamento di esponenti importanti, soprattutto dei giovani democratici, inerente alle manifestazioni sulla Palestina. Io non ho nulla contro le manifestazioni a sostegno del popolo palestinese, ma se in quelle manifestazioni, e accade ogni sabato, si grida dal fiume alla riva Palestina libera, per intenderci, che vuol dire buttare a mare gli ebrei, e si dice anche stop al genocidio quando non è in atto nessun genocidio, perché non c'è nessuna volontà da parte del governo israeliano e dell'esercito israeliano di cancellare un popolo dalla faccia della terra, il popolo palestinese. Lo si dice stop al genocidio perché si vuol far passare le vittime di ieri come carnefici di oggi, per cui l'utilizzo di quel termine cela un antisemitismo che sta esplodendo nelle nostre città, perché io continuo ad andare a denunciare scritte antisemite, eccetera. Dunque, quegli esponenti importanti, il Partito Democratico, sia a livello locale che a livello nazionale, non ha detto nulla contro quegli esponenti. Io l'ho anche detto, ma piuttosto organizzino una manifestazione a favore della Palestina senza quegli slogan e non ho nulla da dire. Ma quegli esponenti hanno continuato ad andare alle manifestazioni e nessuno ha detto nulla, no? Né la segretaria nazionale né gli organi, come dire, territoriali. E devo dirti la verità, cioè io in privato tantissimi mi hanno chiamato praticamente tutto l'arco costituzionale
tranne Elly Schlein, no? Ah, Tantissimi mi hanno chiamato anche all'interno del Partito Democratico dicendomi: guarda, hai ragione completamente, no? Ma la battaglia si fa all'interno. Io penso che ormai la battaglia all'interno non sia neanche utile farla, no? Per cui fondamentalmente poi sottolineo anche questa cosa, cioè ieri alla manifestazione indetta praticamente dall'Unione Giovanile Ebrei d'Italia, dall'Associazione Aglietta, Radicale, eccetera, hanno aderito praticamente tutti i partiti tranne il Partito Democratico. E ma come mai il Partito Democratico non ha aderito? Perché ci sono delle forti ambiguità. Io su queste forti ambiguità non ci posso stare e sono uscito dal Partito Democratico perché mi sento una persona profondamente europeista, profondamente riformista e filoatlantista, per cui il mio impegno politico, il mio piccolo contributo che posso dare alla politica del mio paese, all'Italia, lo voglio dare per rafforzare un soggetto di questo genere e non credo più che il Partito Democratico possa tornare ad essere quello che fu nel 2014, per cui in un partito che sta stabilendo un'alleanza molto fitta col Movimento 5 Stelle, questa alleanza sta portando ad avere posizioni massimaliste sia in politica interna, e penso ai super bonus a pioggia, no? Che in politica estera, per cui Gaza, l'Ucraina, eccetera, eccetera. E io su questo non mi sentivo più rappresentato e ho compiuto questa scelta. Daniele, siccome io e te abbiamo più o meno la stessa età, perché io sono dell'80 e tu dell'83, Certo. diciamo che fino a quando abbiamo avuto 18-20 anni, va, l'olocausto, la difesa di Israele, diciamo fino al 2000, l'olocausto e la difesa di Israele erano temi tipicamente appannaggio del centrosinistra o diciamolo pure del PDS, DS come si chiamavano allora. Ma A un sulla certo... difesa di Israele non sono tanto d'accordo. Beh, però diciamo Perché che dopo il 2000 cominciano i Mm. distinguo, no? Sto con Israele ma non con Sharon, e poi si arriva a Certo. quella famosa passeggiata a braccetto di D'Alema, che era Sì, ministro degli esteri, col sì, deputato di Hezbollah nel 2006. Che cosa è sì, successo a tremendo. sinistra? Ma guarda, secondo me c'è stata una regressione. Allora, i rapporti tra la sinistra e Israele a livello storico si incrinano in maniera importante dopo la guerra del 67, no? Dopodiché, come dire, c'è stato un lungo lavoro iniziato da Giorgio Napolitano intorno all'89, poi da Piero Fassino e da altri esponenti, per cercare di calcolare anche le ragioni di Israele, no? Ed era stato fatto un grande lavoro che poi sfociò nel famoso discorso di Renzi alla Knesset, discorso Sì. molto importante di grande vicinanza. Ma io credo che, come dire, il PD, ma nell'ultimo anno abbia avuto una regressione importantissima, perché oggettivamente ha spostato la linea in politica estera, ma anche in politica interna, verso linee alla Corbyn, all'Ocasio-Cortez, alla Sanders, no? Non Sì. capendo che questo tipo di linee, queste personalità non hanno mai vinto mezza elezione nei loro paesi, no? Perché Infatti. questo ti posso dire cosa penso io politicamente. Secondo me, se il centrosinistra vuole tornare a vincere le elezioni, deve cercare alle prossime elezioni di prendere un pezzo di voto moderato che ha votato legittimamente il centrodestra l'ultima volta, no? Perché sennò è molto semplice tacciare tutto di fascismo, no? Gli elettori di centrodestra sono tutti fascisti, e invece no, cioè hanno probabilmente opzionato il centrodestra perché credono che l'opzione politica di centrodestra sia più credibile. Ma ti faccio un esempio, scusa se sto sforando oltre la No, politica abbiamo estera, tutto il ma tempo. come mai il Partito Democratico non sta più parlando ai piccoli imprenditori, no? Sì. Che sono il 90% dell'arteria economica di questo paese, no? E alle partite IVA. Se tu le regali completamente a Salvini e alla Meloni e loro legittimamente votano quei partiti, evidentemente hai capito poco di come rapportarti al pezzo vitale del paese, no? Infatti. Per cui io penso che sia quello che quando tu sei poi massimalista in politica interna, lo sei anche in politica estera. E a me quello che, come dire, nell'involuzione che ha avuto il Partito Democratico, se
la battaglia politica del PD è sui termini la presidente, o parlare in maniera storta con la Shoah e quelle cazzate simili, scusami il termine. No, chiamiamole per quello che sono. Non è, come dire, come pensi di poter attrarre un pezzo di elettorato per vincere le elezioni? Poi ti sta parlando uno che sulla questione dei diritti è apertissimo, però io non penso che uno, sono per matrimoni tra tutti, uguali adozioni dei gay, tutto, cioè c'è una concezione, nascendo con Marco Pannella, apertissima di tutte, ma per governare un paese tu devi trattare anche e soprattutto di temi che riguardano il portare a casa la pagnotta dei cittadini italiani, perché se no non vai da nessuna parte. Se tu consideri il barista del Giambellino come uno stronzo, no, che paga il 65% di tasse e non l'aiuti, quello di certo non l'attrai con quella proposta politica. E te lo dico con contezza, perché io ho una famiglia e lavoro anche in una piccola società di catering e so benissimo cosa vuol dire lottare verso la fine del mese con una tassazione molto alta, no? Infatti. E con una burocrazia pachidermica, però cioè, se tu non parli a quei settori lì, secondo me vai poco avanti, ecco. Non solo non vai molto avanti, ma soprattutto rischi di andarti a impappinare con dei galantuomini, si fa per dire, tipo Hamas, che non mi pare siano gente apertissima sul tema dei diritti. Ah no, infatti è quello, no? Credo abbiano qualche remora, non vorrei sbagliarmi. Ma infatti secondo me c'è un impazzimento generale, perché Hamas, voglio dire, c'è un cortocircuito sia per quel che riguarda la comunità LGBT, e pezzi della comunità LGBT stanno andando in maniera importante contro Israele e molto acritica, sia delle femministe. Cioè è incredibile che non una di meno tutto il mondo femminista non abbia detto nulla sul più grande stupro di massa degli ultimi 30 anni. Cioè i racconti delle donne, delle persone, delle donne che sono in ostaggio, che sono state in ostaggio a Gaza, liberate, e gli stupri che ci sono stati il 7 ottobre sono da rabbrividire, ma anche video, ma una roba incredibile. Cioè qui non si comprende che se non si, come dire, espelle Hamas dalla striscia di Gaza, se non si elimina politicamente e non solo Hamas, non si va da nessuna parte, non si riprende neanche il progetto dei due popoli, due stati, perché da un lato tu hai un governo che a me non piace per nulla, sono sempre stato ipercritico e lo considero un problema per Israele, che è il governo di Netanyahu, ma un governo di uno stato democratico, dall'altra parte una concezione teocratica del mondo. È quello il punto, cioè quando si parla di genocidio, no? Ma chi vorrebbe sterminare il popolo ebraico è Hamas. Infatti. Questo però non sta passando, sta cosa qua, e non riescono a farla perché per fortuna c'è uno Stato ebraico che si difende, ma se potessero ci ammazzerebbero tutti. E questo concetto non passa. E proprio questo è il problema. E allora a maggior ragione ti chiedo, venendo al nostro paese, guardando a quello che succede nelle università, con gli attivisti pro-Pal che tappano la bocca a Molinari, al direttore di Repubblica, persona che mi viene difficile definire un fascista o un razzistoide, ma voglio dire, lo chiedo a te, come lasciamo stare le idee politiche, ma come cittadino italiano di radici, di cultura, di religione ebraica, ma tu ti senti garantito a girare in questo paese? Guarda, ti dico due cose. Allora, la prima, e la seconda è un episodio personale. La prima è che le contestazioni a Molinari e a Parenzo, loro sono stati contestati in quanto ebrei. Sì. E noi di questo ci dovremmo preoccupare, non per le loro idee, eccetera, perché se tu sei ebreo, sei arrivato al punto che se sei ebreo non puoi parlare pubblicamente, no? Sì. E anzi devi fare distinguo, non sono sionista, eccetera. Questi non sanno neanche cosa voglia dire, cosa sia il sionismo, no? Certo. Che è una dottrina risorgimentale molto socialisteggiante, c'è dentro di tutto all'interno del sionismo, no? Però è una dottrina che, come dire, anela una patria da parte del popolo ebraico, no?
legittimissima come il Risorgimento in Italia, eccetera. Questi non sanno nulla del sionismo e anzi è l'antisionismo che sfocia in antisemitismo, perché poi se tu neghi una patria a un popolo, voglio dire, al popolo ebraico, sei antisemita di fondo, no? Per cui gli episodi dell'università di Molinari, eccetera, denotano quello. Non ha parlato perché è ebreo. E di questo tutta la politica, tutte le istituzioni dovrebbero preoccuparsi. Il secondo punto, ti racconto questa cosa qua. Io sono andato, invitato da un amico, il 27 gennaio, un giornalista di Repubblica, a presentare il libro di una persona per la giornata della memoria, una cosa molto privata. C'erano 20 persone e 5 agenti della Digos. No? Niente meno. Per farti capire il clima. Quando io ma manco se veniva Totorrina. Quando ho iniziato a parlare, questi sono entrati dentro, per cui a me la cosa mi ha stupito, no? Perché oggettivamente il clima di allerta c'è, no? Per cui però tutto questo per dire che però chi ha a cuore la libertà e la democrazia non deve farsi intimidire da questi poveracci, perché sono poi dei poveracci. Ecco, ma allora a maggior ragione. Io nei giorni scorsi ho parlato con Fiona Diwan, la direttrice del bollettino della comunità ebraica, e mi ha raccontato che lei manda il giornale con sopra un foglio di carta bianco perché in certi condomini ti aprono la cassetta della posta, lo rovinano, eccetera, eccetera. Ora, tra l'altro, oggi è il 27 marzo, tra 28 giorni, 25 aprile, già le polemiche sulla brigata ebraica. Ma come si fa a contrastare tutto questo vero e proprio antisemitismo? Perché a me pare di vivere nel 1938 quando leggo certe cose. Ma guarda, secondo me sarà importante avere una presenza cospicua all'interno della brigata ebraica. Cioè, io credo che un sincero democratico dovrebbe sfilare sotto le bandiere della brigata ebraica, ma io sono per il fatto, Antonino, te lo dico in maniera libera, che non bisogna farne passare una, perché sennò vince chi urla di più. Sì. E questo è il punto. No? Ogni anno la brigata ebraica, praticamente da 20 anni, gira scortata dalla polizia, dalla Digos, eccetera. Per cui rendiamoci conto di che clima c'è e figurati quest'anno cosa accadrà. Infatti. Daniele, senti, a questo punto generalmente c'è sempre qualche ascoltatore che manda un messaggio alla radio sul WhatsApp e scrive: anche per questa sera abbiamo fatto propaganda a Israele. Tu che cosa gli risponderesti? Ma nel senso, non mi pare che in Italia si faccia questa grande propaganda ad Israele. Israele è un paese democratico dove si discute, è un paese che prima del 7 ottobre ogni settimana faceva manifestazioni oceaniche contro il governo e contro una riforma che stava veramente per indebolire la democrazia israeliana, ma è anche un paese che legittimamente poi si unisce nel momento del bisogno. I più grandi, come dire, quelli che scendevano in piazza contro Netanyahu sono stati i primi ad andare al fronte dopo il 7 ottobre, per cui il tema è che, voglio dire, la cosa che a me stupisce in un paese democratico come l'Italia è non vedere le ragioni di una grande democrazia quale è Israele. Allora direi che possiamo ancora dirlo con legittimo affetto, se posso permettermi. Am Israel Chai, Israele vive. Sempre. Grazie. No, grazie. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Dal primo giorno che sono arrivati si sono sistemati a broccolino, in tanti anni non sono cambiati, spaghetti, pizza, chianti e mandolino, lavorano facendo i camerieri e stanno nei migliori ristoranti, poi vengono i tassisti ed i barbieri, infine i muratori ed i braccianti e
viva l'America, viva l'America, viva l'America, uè paesà. Come ti piace di stare all'America, come ti piace la libertà. Viva l'America, viva l'America, viva l'America, uè paesà. Come ti piace di stare all'America, come ti piace lo gioco per cane. Il sole e il mare del paese mio sono rimasti sempre in fondo al cuore. La nostalgia è una brutta malattia. L'Italia è bella e non si può scordare, però sono belli pure i grattacieli e i dollari che qui puoi guadagnare. Vuol dire che ti fai 2 o 3 bicchieri, ti scordi tutto e pensi a lavorare. Viva l'America, viva l'America, viva l'America, uè paesà. Come ti piace di stare all'America, come ti piace la libertà. Viva l'America, viva l'America, viva l'America, uè paesà. Come ti piace di stare all'America, come ti piace lo gioco a cane. Però per fare un viaggio di vacanza, quel viaggio che da sempre tu hai sognato, Venezia, Roma, Napoli e Firenze, e vedi quando ormai ti sei invecchiato, però c'è gente furba che ha capito e ha messo su un'industria assai potente, la grande industria della bella vita, che spende senza fare niente. Viva l'America, viva l'America, viva l'America, uè paesà. Come ti piace di stare all'America, come ti piace la libertà. Viva l'America, viva l'America, viva l'America, uè paesà. È sempre meglio che stare all'Italia, dammi cipolle col baccalà. È sempre meglio che stare all'Italia, dammi cipolle col baccalà. È sempre meglio che stare all'Italia, dammi cipolle col baccalà. E la linea torna subito ad Antonino Danna. E rieccoci, siete sulle magiche onde di Radio Libertà. Questo è sempre Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Antonino Danna al microfono con voi. E allora, bella gente, adesso avete ascoltato dal 1981 niente po' di meno che come si dice, Mimmo Modugno, che cantava appunto chi è Viva l'America del 1981, tratto da Te la do io l'America. Bene, noi procediamo con la nostra trasmissione, andiamo in America tra gli italoamericani. E gli italoamericani, per chi votano, lo chiediamo a Lorenzo Morello, giurista di impresa che frequenta il mondo del NIAF, appunto l'associazione degli italoamericani. Sentite un po' che cosa ci siamo detti. La mia ospite di questa sera è un gradito ritorno, è Lorenza Morello, giurista di impresa, ma soprattutto Lorenza ha la possibilità di muoversi tra entrambi i lati dell'Atlantico e seguire la NIAF, l'associazione che raccoglie gli italoamericani. Intanto grazie del tuo tempo ancora una volta, Lorenza, ti intercettiamo sempre in movimento. E che cosa succede oltre America? Che attesa c'è per quanto riguarda questa tornata elettorale, queste elezioni 2024? Ma grazie a te Antonino, grazie a Radio Libertà per dare spazio anche alla mia voce. Beh, intanto diciamo una cosa, quest'anno non solo in America si vota, ma quest'anno è l'anno elettorale più eclatante della storia mondiale, perché pensa che nel 2024, come tu sai bene, ad andare alle urne saranno circa 4 miliardi e mezzo di persone in 76 paesi. Alcuni, come sappiamo, hanno già votato, come ad esempio Taiwan, e mentre altre campagne elettorali sono tuttora in corso. E poi, come dici bene tu, c'è l'evento che tutto il mondo aspetta, ovvero il 5 novembre gli Stati Uniti eleggeranno presidente e vicepresidente, quindi 34 seggi del Senato e tutti i 435 membri della Camera dei rappresentanti. Lo stesso giorno, peraltro, si contenderanno anche numerose cariche statali e locali che vareranno molti importanti provvedimenti elettorali di cui iniziamo a leggere anche sui nostri giornali. Ci sono dei fattori determinanti per quanto riguarda queste elezioni, tenendo presente che questo è uno scenario globale. Ci sono, io direi, 4 elementi che anche secondo Capital Group influenzeranno sicuramente l'esito di quella che probabilmente sarà una delle elezioni più cruciali degli Stati Uniti da una generazione a questa parte, visto anche lo scenario mondiale su cui si affacciano. La prima
Il tema è che è ancora l'economia bellezza, potremmo dire, no? Quindi prendendo in prestito un famoso motto, oppure è ancora l'economia stupido, come si disse nel 92, anche le elezioni del 2024 saranno dominate sicuramente dallo scenario economico. La domanda fondamentale dei mercati è: ci stiamo dirigendo verso una recessione? Quando tornerà la normalità dell'inflazione? Se di normalità e inflazione si può parlare nella stessa frase. E soprattutto la Federal Reserve taglierà i tassi di interesse, e la situazione finanziaria delle persone reali, quindi di quelli che vivono e camminano per le strade, è migliorata o è peggiorata dopo la pandemia? Secondo quanto afferma il presidente uscente, quindi Sleepy Joe, probabilmente affronterà appunto il presidente Donald Trump, gli ultimi indicatori economici lasciano ben sperare, perché stando a quanto dice lui, nell'anno passato l'economia statunitense, misurata in base al prodotto interno lordo, è cresciuta dal 3,1%, quindi superando molto le aspettative che loro avevano predetto, e l'inflazione sempre secondo lui è scesa dal 9,1 dell'estate del 2022 al 3,4 di dicembre. Però d'altro canto l'aumento dei prezzi al supermercato, le case poco convenienti e l'impennata del debito nazionale saranno probabilmente invece al centro dell'attenzione dei candidati dell'opposizione, quindi del nostro amico Big Donald. I timori di un'imminente recessione sembrano essere dissipati, ma ci sono ancora molti indicatori economici che puntano in questa direzione. Il secondo tema è il risultato che è nelle mani di alcuni stati contesi, quindi nella corsa per il controllo della Casa Bianca e quindi del Senato e della Camera dei Rappresentanti. È probabile che i risultati finali negli stati in bilico siano di nuovo molto molto vicini, e quindi con le solite questioni di riconteggio, di brogli, eccetera. I margini di vittoria in alcuni stati si dicono appunto sottilissimi, e a prescindere che a vincere sia il Partito Democratico o Repubblicano, quindi la soglia è veramente veramente limitata. Quindi ancora una volta il risultato finale dipenderà da una manciata di stati e da una cerchia ristretta di elettori. Decisivo sicuramente nella scelta del prossimo Presidente degli Stati Uniti sarà il voto di pensa Antonino, meno di 100.000 americani, e la vittoria definitiva è in mano a meno di 100.000 americani. Se pensi al problema nostro italiano dell'astensionismo, questo è un numero che fa davvero riflettere. Certo. Il Prego. terzo tema è quello della politica fiscale, che avrà sicuramente il maggior impatto a lungo termine, mentre questi due temi di cui ho appena trattato sono due temi che hanno impatto sul breve e medio termine. La politica fiscale, e quindi i principali sgravi fiscali varati sotto l'amministrazione Trump, saranno rinnovati nel 2025. La proroga o la scadenza dipenderà molto da chi controllerà ovviamente la Casa Bianca e il Congresso dopo le elezioni del 2024. E quindi una seconda amministrazione di Trump estenderebbe probabilmente le principali disposizioni della legge, mentre se dovesse vincere Biden o un governo Biden cercherebbe ovviamente verosimilmente delle alternative. Inoltre il limite del debito negli Stati Uniti verrà nuovamente preso in considerazione nella primavera del 2025, quindi creando una nuova pressione sulle iniziative fiscali e sulle iniziative di spesa. Alla fine del 2023 il debito nazionale ha raggiunto un nuovo massimo di 34 mila miliardi di dollari, e quindi con il deficit annuale e il debito nazionale molto più consistenti oggi rispetto a quando Trump è entrato in carica nel 2016, queste sfide non saranno facilmente risolte da nessuno dei due partiti, chiunque andrà a vincere. L'ultimo punto fondamentale è non permettere alla politica di far deragliare i piani di investimento. Quindi oltre alle questioni economiche di cui abbiamo parlato, molte altre saranno oggetto di dibattito nel corso della campagna elettorale, quindi l'aborto, l'immigrazione, i cambiamenti climatici e il commercio globale saranno certamente tra queste. Nel campo poi delle relazioni internazionali, come accennavo all'inizio, sentiremo sicuramente parlare delle guerre in Ucraina e Medio Oriente e delle crescenti tensioni tra Stati Uniti e Cina. Tutto questo dei mercati potrebbe tradursi in una volatilità dei mercati, soprattutto ovviamente con l'approssimarsi. Il segnale, eccoci, con la prossima, insomma, la volatilità dei mercati a cosa può portare? La volatilità dei mercati sicuramente può portare un disincentivo a votare delle amministrazioni che non siano vicine a quello che è il sentore reale dei cittadini, al di là delle propagande. Quindi non bisogna lasciare che la politica interferisca con decisioni di investimento.
se tutti siamo rimasti sbalorditi quando una delle star dei reality TV di nome Trump ha sconvolto il mondo sconfiggendo Hillary Clinton nel 2010 e abbiamo pensato che ci fosse appunto un'immissione di liquidità, molti hanno fatto bene a pensarlo, ma solo per un giorno, dopodiché ci si è resi conto che per 4 anni i rendimenti sono andati alle stelle. Al contrario, se invece ci si è arrabbiati di un'organizzazione di comunità di nome Barack Obama nel 2009, all'apice della crisi finanziaria, e i nostri amici americani hanno ritirato gli investimenti, la decisione si è rivelata azzeccata per circa 6 settimane, dopodiché anche lì c'è stata una delle più vigorose fasi di rialzo dei mercati nella storia degli Stati Uniti. Quindi, in altre parole, bisogna portare pazienza sul mercato, perché è molto più importante quello che tentare di giocare sempre d'anticipo, soprattutto sui temi della politica economica. Ecco, Lorenza, ma in tutto questo gli italoamericani dove si situano? Soprattutto, chi sono oggi gli italoamericani? Perché ormai siamo arrivati tra terza e quarta generazione, se non mi sbaglio. Siamo arrivati tra terza e quarta generazione, quindi gli italoamericani di oggi sono persone che con l'Italia, adesso con il turismo delle radici che il nostro paese ha varato quest'anno, stanno tornando a riscoprire le origini, ma a malapena, oltre a pizza, spaghetti e mandolino e mamma, riescono a dire un qualche cosa, e sono in realtà cittadini che si sentono a pieno titolo American citizen e che possono pensare di influire giustamente sulla economia americana, soprattutto sull'economia reale, anche se vediamo che ormai i mercati sono drogati dall'economia finanziaria e molto lontani dall'economia reale. In pratica, di italiano cosa gli è rimasto? Qual è il loro apporto nella società americana? Ma quello che è rimasto di italiano sono i ricordi, i nomi di battesimo e molti cognomi, oppure una sorta di gusto un po' diverso nel mangiare e nel vestirsi, e poi salvo chi invece decide di ritornare nel paese d'origine e riaprire le vecchie case e magari rimettersi, c'è un grande ritorno alla cultura agricola, quindi c'è un ritorno di americani che tornano in Italia e magari si mettono a fare i coltivatori diretti. Questo è il legame che ad oggi è rimasto. Per il resto, come dico, il legame culturale, il legame familiare si è un po' affievolito, ma anche quando sono a casa Italia gli amici italoamericani che mi scrivono hanno questa necessità di rivendicare le loro radici passate. Sarebbe bello se volessero rivendicare una loro presenza attuale. Questo sicuramente, speriamo infatti anche negli italiani nel mondo, che ad oggi sono sempre stati un po' considerati da un punto di vista politico in Italia una specie di refugium peccatorum. Ma senti, Esatto. purtroppo mi spiace sentirti dire che io abbia detto esatto, perché vorrei non fosse così, ma senti, e in tutto questo Trump quanta simpatia raccoglie rispetto a Biden tra di loro? Sicuramente una simpatia maggiore, anche perché il modo di fare, il modo di comunicare è molto più vicino agli italiani che non quello del presidente Biden. Quindi il presidente Trump nella comunità italiana ha un riscontro molto maggiore del presidente Biden. Questo con buona pace della moglie originaria di Messina. Esattamente. Molto bene. Lorenza, senti, io ti lascio andare, ma dimmi una cosa, che cosa farai domani? Quello che ho fatto oggi, correrò dietro ai miei appuntamenti tra Roma e il resto del mondo e poi spero di tornare presto da voi ospite a Radio Libertà. Allora ti lascio correre e ti aspetto sicuramente. Grazie. Con piacere, a presto. La linea torna subito ad Antonino Danna. Antonino, purtroppo alle 19:45, quando chiuderemo, non riuscirò a mettere le tue belle canzoni perché abbiamo un problema con il mix che non riesce a mutare le canzoni e quindi speriamo di risolverlo entro domattina. Va bene, quindi la canzone d'amore finale non la possiamo mandare? No, purtroppo no, metterò dei jingle, dei riempitivi. E se la volessimo mandare ora nello stacco? No, perché non riesco a mutarla sui social e quindi poi ci bloccherebbe il canale. Va bene, allora niente, andiamo avanti con la nostra trasmissione. Apriamo i telefoni 029294 7222 se volete chiamare, oppure 346 64 sì, vabbè, 346 340 670 9659 se avete voglia di dire la vostra attraverso la zappa o WhatsApp, che dir voglians, insomma, mi pare che
Anche stasera puntata abbastanza piena, puntata abbastanza, diciamo così, con una bella offerta di informazione. E naturalmente andiamo anche a dare, in attesa che qualcuno di voi decida di contattarci, è vero, andiamo a vedere l'ANSA. L'ANSA apre con alla Camera, in aula le mozioni di sfiducia a Salvini e Santanchè, la ministra: non basta la chiusura delle indagini per parlare di condanne. Ancora, la nuova norma, codice della strada, via libera della Camera, ecco le novità, dalle multe agli autovelox. L'indagine commessa in ANAS, il figlio di Verdini chiede il patteggiamento. Dopo il via libera del governo, Gratteri, i test anche per chi ha responsabilità di governo. Beh, mi pare che l'argomento sia stato abbastanza sviscerato dal nostro Giovanni Sallusti. Allora andiamo a vedere ora questa notizia con le mozioni di sfiducia a Salvini e Santanchè. La mozione di sfiducia alla ministra Daniela Santanchè sarà in aula alla Camera per la discussione generale mercoledì 3 aprile. Il voto per appello nominale, scrive ancora l'ANSA, sulla mozione di sfiducia delle opposizioni al ministro Matteo Salvini in aula alla Camera si terrà tra mercoledì e giovedì prossimi. Non ho nulla da aggiungere al comunicato stampa, non ho mai partecipato a processi mediatici. Se voi pensate che per una chiusura di indagine una persona è condannata, lo dite voi. Così la ministra del turismo, Daniela Santanchè. Andiamo avanti, ha aggiunto. Ho fiducia nella magistratura. Finora avete visto com'è andata e quindi sono tranquilla. Nessuno mi ha chiesto di dimettermi, ha anche detto Santanchè. Neanche Giorgia Meloni le hanno chiesto i giornalisti. Nessuno ha ribadito ancora Santanchè, quindi non ci sono dimissioni in vista per il momento. Andiamo a dare un'occhiatina, fermi tutti, è arrivata una zappa, andiamo a dare allora un'occhiatina alle zappe o WhatsApp che dir vogliansi, eccole. Momento che si carica, se ce la facciamo. Buonasera Tonino, chiedo a lei perché è informato, che sappia perché ISIS non colpisce Israele, grazie Oscar. Che domanda è? Semplicemente Israele non è mai stato colpito dall'ISIS perché ha saputo guardare i suoi interessi e soprattutto l'ISIS sapeva bene che se avesse toccato Israele la reazione sarebbe stata molto forte. A parte il fatto che non è vero che non ha toccato Israele, perché che io ricordi quando c'è stato l'attacco contro l'ISIS, quando c'era là il califfo che ora non mi ricordo più nemmeno come si chiama, Israele stessa è intervenuta con la sua aeronautica colpendo delle postazioni. Poi ancora, ma noi della Lega dobbiamo pretendere le scuse da parte di italiani, basta bugie e falsità, basta, lo dobbiamo pretendere, non è accettabile che dica una falsità del genere. La von der Leyen, votata anche dalla Lega, chieda subito scusa per essersi confuso. Purtroppo in TV siamo oscurati e questo è il nostro problema, grazie per far emergere la verità. Vediamo un po' se c'è qualcuno che vuole telefonare allo 02 92 94 72 22 e naturalmente ascolteremo le vostre eventuali telefonate. Abbiamo ancora un paio di minuti già che ci siamo. Allora, andiamo a dare anche questa occhiatina. Caro Oscar, visto che tu mi poni tra l'altro questa domanda, questo è un'analisi che è stata pubblicata dall'ISPI, quindi voglio dire, più che, più che preparato, l'Istituto sulle politiche internazionali. Questo è un articolo dell'8 luglio 2014, quando l'ISIS era in piena attività. Tel Aviv teme il contagio ISIS. Sono molte le emozioni che attraversano l'opinione pubblica in queste settimane. Si va dalla frustrazione e allo scetticismo verso i negoziati di pace con l'autorità palestinese, a dire il vero, emozioni queste ben più antiche di qualche settimana, all'indignazione e ai sentimenti di vendetta per la sorte toccata ai 3 coloni adolescenti trovati morti pochi giorni fa. Ci sono inoltre le insicurezze derivanti dalla persistente instabilità del fronte siriano e il costante riavvicinamento tra gli alleati occidentali e il nemico iraniano, scusate.
Vediamo un po' che cosa dice. In mezzo a tutto questo è difficile trovare spazio per calcolare un'adeguata reazione alla nascita de facto di una nuova entità politico-militare all'interno del Medio Oriente. Lo Stato islamico, evoluzione dello Stato islamico in Iraq e Siria, ISIS. Nonostante questo, almeno alcuni fra i lungimiranti vertici politici e militari israeliani in queste settimane qualche interrogativo se lo stanno ponendo. Cosa significa la nascita di un nuovo califfato sunnita a cavallo tra Iraq e Siria per Israele? È una minaccia concreta? Quali pericoli pone e qual è l'adeguata strategia da implementare in risposta a questi avvertimenti? ISIS è certamente un attore sorprendente del nuovo panorama mediorientale, capace con poche migliaia di uomini di ritagliarsi un territorio rilevante tra Siria e Libano e accumulare significative risorse finanziarie. Essa rappresenta però ancora una forza militarmente limitata, per quanto in crescita, incapace di sostenere un conflitto convenzionale contro un esercito come quello israeliano. Inoltre, a giudicare dagli ultimi proclami e documenti propagandistici pubblicati dalla leadership di ISIS, la nuova formazione sembra poco interessata a usare la lotta a Israele come voce primaria della propria agenda politica. Anche nell'ultimo comunicato emanato da al-Baghdadi, eccolo qua, il califfo, in occasione dell'inizio del Ramadan, il leader di ISIS ha tenuto molto più a sottolineare la necessità del jihad in altre nazioni arabe come Marocco, Egitto, Giordania e Tunisia. Il tema di Gerusalemme e di conseguenza di Israele sembra finora occupare nell'agenda di al-Baghdadi uno spazio marginale, più legato alla propaganda che alla concreta strategia, quasi paragonabile alla proclamata intenzione di invadere Roma una volta vinto il jihad all'interno del Dar al-Islam. È inoltre da sottolineare che l'emergere dell'ISIS rappresenta nell'immediato assai più una minaccia per le forze sciite della regione, a partire dai due grandi nemici di Israele, Iran ed Hezbollah libanese. Le folgoranti vittorie di al-Baghdadi stanno minando la stabilità dell'Iraq di al-Maliki, alleato del fronte sciita, e destano grandi preoccupazioni a Teheran, dove la leadership della Repubblica Islamica è arrivata perfino ad auspicare in modo più o meno diretto l'intervento americano. Quindi non era loro interesse. Pausa e torniamo subito. La tua radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà, canale 252. Vecchio che pensa in termini di nazioni e di popoli. Non vi sono nazioni, non vi sono popoli, non vi sono russi, non vi sono arabi, non vi sono terzi mondi, non c'è nessun ovest. Esiste soltanto un unico, un solo sistema di sistemi. Uno, vasto e immane, interdipendente, intrecciato, multivariato, multinazionale dominio dei dollari. Petrodollari, elettrodollari, multidollari, Reichmark, sterline, rubli, franchi e shekel. È il sistema internazionale valutario che determina la totalità della vita su questo pianeta. Questo è l'ordine naturale delle cose oggi. Questa è l'atomica e subatomica e galattica struttura delle cose oggigiorno. E lei ha interferito con le primordiali forze della natura. E lei dovrà espiare. Capisce quello che le dico, signor Bill? Lei si mette sul suo piccolo schermo da 21 pollici e sbraita, parlando d'America e di democrazia. Non esiste l'America, non esiste la democrazia. Esistono solo IBM, ITT, AT&T, DuPont, Dow, Union Carbide e Exxon. Sono queste le nazioni del mondo oggi. Di cosa crede che parlino i russi e i loro consigli di Stato? Di Karl Marx? Tirano fuori diagrammi di programmazione lineare, le teorie di decisione statistica, le probabili soluzioni e computano i probabili prezzi e costi delle loro transazioni e dei loro investimenti, proprio come noi. Non viviamo più in un mondo di nazioni e di ideologie, signor Bill. Il mondo è un insieme di corporazioni
inesorabilmente regolato dalle immutabili, spietate leggi del business. Il mondo è un business, signor Bill. Lo è stato fin da quando l'uomo è uscito dal magma. E i nostri figli vivranno, signor Bill, per vedere quel mondo perfetto, in cui non ci saranno né guerra, né fame, né oppressione, né brutalità. Una vasta ed ecumenica società finanziaria, per la quale tutti gli uomini lavoreranno per creare un profitto comune, nella quale tutti avranno una partecipazione azionaria. E ogni necessità sarà soddisfatta, ogni angoscia tranquillizzata, ogni noia superata. L'amica degli animali con Paola D'Amico. Introdotta dal jingle inquietante del film Quinto Potere, la nostra cara Paola D'Amico. Vostra Soavità, buonasera. Buonasera, è quasi ora di cena. Siete all'aperitivo? Tutto Io bene? no, francamente, credo nemmeno Carnelli. Ah, poveri. Noi non in beviamo sostanza quando siamo in servizio. Che bravi, che bravi. Io ho un po' d'acqua per la gola. Beata Allora, te. visto che la sera avanza, vi ho messo insieme un po' di notizie che arrivano dalla cronaca e dalla scienza. La cronaca c'è una notizia interessante che arriva da Cinisello Balsamo. Poi ti ho girato la fotografia di un animaletto. Sì, Di sì, già notte, girate. di giorno, dopo arriviamo anche a lui, un esserino molto simpatico. Da Cinisello Balsamo arriva la notizia che le ceneri dell'animale da compagnia potranno essere tumulate col padrone. E perché è una notizia importante? Perché questo tema di poter tumulare gli animali, chi non ha gli animali di compagnia probabilmente si indignerà, vorrà sbatti. In realtà quando si perde un animale con cui si è vissuto tantissimi anni, siamo in lutto che gli esperti equiparano al lutto per una persona cara, perché di fatto suggeriscono infatti anche di farsi trattare, vedere uno psicologo. È un lutto che può durare anche molto tempo se non è lavorato, e soprattutto spesso è il problema dove porto questo animale per essere ricordato. Benissimo, sono nati dei piccoli cimiteri per animali, però c'era la richiesta della gente comune dal basso verso l'alto, verso le autorità amministrative, insomma chi fa l'elenco, le leggi, di potersi portare nelle mani della tomba. Benissimo, il Consiglio, c'è già un articolo regionale che però deve essere poi recepito nei comuni, l'articolo 29 del regolamento della Regione Lombardia, un testo presente, ma Cinisello cosa ha fatto? Ha fatto un proprio regolamento, ha modificato il regolamento per attività funebri e cimiteriali e ha aggiunto l'articolo 74 bis che disciplina proprio questo aspetto. Quindi o per volontà del defunto, una volta che muoia anche il proprio animale domestico, o su richiesta dei eredi, le ceneri possono andare insieme, essere tumulate nella teca separata ma nello stesso loculo, nella tomba in famiglia. Non ci può essere ovviamente la fotografia esterna, quella che c'è per noi umani, però questo conferma che c'è un desiderio proprio a livello sociale di tutela anche dell'animale dopo la morte. Questo vale per gli animali da compagnia, quindi cani, gatti, ma anche criceti, uccellini da gabbia e tutti gli animali domestici in piccole dimensioni. Allora, se posso, tu sai che Peppino De Filippo, come Totò, ha fatto un cimitero per i suoi cani. E nell'ultima visita che Totò fece a casa di Peppino De Filippo, mentre passeggiavano, finirono in questo cimitero per i cani. E Totò si accorse di una lapide e disse a Peppino: leggimela che non ci vedo più. Tanto ti fui fedele, o mio padrone, tanto t'ho amato e t'ho voluto bene, che son felice in questa eterna cuccia, come dormir tra le tue care braccia. Totò pianse per questa cosa, pochi mesi dopo morì. Bellissimo, bellissimo. Mio marito, quando morì il nostro cane che ha vissuto con noi 18 anni, quindi veramente una vita,
gli fecero una piccola sepoltura in un terreno privato in amico, e poi ricordo che c'era una famosa poesia di Byron, che era un'ode al suo cane, ecco. Comunque è un desiderio delle persone che vivono con gli animali in compagnia, e quindi bravi a Cinisello Balsamo che hanno regolamentato recependo, diciamo, una strada aperta della regione, perché ovviamente serve poi un regolamento comunale che disciplini. Adesso poi torniamo invece, cambiamo mondo, andiamo al mondo, diciamo, selvatico, negli oceani. Torniamo un rapido aggiornamento sul tema dei coralli, perché abbiamo detto che i coralli si stanno sciogliendo, si stanno sbiancando, c'è una grossissima attenzione sui coralli, ma è arrivato, diciamo, a bomba, dopo 6 anni di analisi di ricerche, uno studio che hanno fatto ricercatori che sono stati nel mare, appunto, a recuperare coralli da studiare, proprio per capire come l'acidificazione li devasta, con una goletta che tra pochi giorni arriverà nel Mar Mediterraneo. È la goletta Tara di una fondazione che aiuta la ricerca. Questo per dire 6 anni. 6 anni è un tempo che può sembrarci lunghissimo, però nel mondo della ricerca non è così, perché per avere risultati a volte bisogna veramente impegnare anni, e ben vengano fondazioni private che supportano la ricerca, diciamo, i biologi marini in questo caso. E hanno studiato i coralli, 2 tipi di coralli, in particolare un corallo che è risultato essere fortissimo, resistentissimo, capace praticamente di regolare il pH dell'acqua e il carbonio organico sciolto, e quindi favorire i processi di calcificazione. E non sappiamo se questo corallo ha, diciamo, sviluppato queste capacità in base al cambiamento, no, climatico, quindi alle temperature diverse dei mari. Ma sicuramente questo corallo è straordinario e dimostra che gli animali sono capaci, in natura, è capace di regolarsi, modificarsi, di provare a difendersi in tutti i modi per resistere ai cambiamenti. Adesso non abbiamo idea se anni, appunto, sono tanti, ma sono anche pochi. Non sappiamo se questi coralli potranno essere un'ultima difesa alla distruzione, diciamo, di tutti i coralli. Di sicuro comunque si sa che i coralli c'erano anche in tempi lontani, quando l'uomo non c'era. Quindi speriamo che anche altri coralli in tutto il mondo riescano a modificare il proprio ecosistema in base ad adattarsi, a modificare, insomma, a controllare il pH e quindi a non collassare, anche se gli scienziati più diciamo, pragmatici dicono che la maggioranza di queste specie andrà incontro a una sorta di collasso. E siccome sappiamo che siamo tutti collegati, il collasso di queste specie innescherà effetti catene abbastanza disastrosi. Una delle prime è appunto che senza difese delle barriere coralline le isole, le piccole isole, andranno sotto all'acqua, come già si è visto e si è previsto, insomma, per esempio le Maldive, ma anche isole più piccole. E comunque ricordiamo che seguiamo notizie su questa goletta Tara che sta esplorando, appunto all'inizio di primavera, quindi in questi giorni, vari località del Mediterraneo, proprio per capire cosa sta succedendo. Sappiamo che nel Mediterraneo da tempo ormai, da quando hanno allargato, raddoppiato il canale di Suez, stanno arrivando animali che prima non abitavano qua, e quindi anche lì occorrerà trovare un equilibrio tra i nostri autoctoni e gli animali cosiddetti alieni e vedere chi sopravvivrà. Uno era il famoso granchio bruno. Poi abbiamo un altro tema su cui gli scienziati di tutto il mondo sono molto in allerta, che sono le trasmissioni dei virus dall'uomo agli animali. Noi sappiamo, abbiamo sempre, diciamo, messo sotto osservazione gli animali, perché sappiamo che dagli animali arrivano virus che, se per caso riescono a fare il salto di specie, poi possono causare grossi danni, no? Cioè, non so, la viaria, per esempio, che non è ancora passata dall'animale, dagli uccelli all'uomo, però ha fatto altri percorsi intermedi sui maiali. Nel caso in cui un virus passa attraverso il maiale, diciamo, il maiale è molto simile a noi, lì può avvenire, diciamo, la mutazione che poi porta al contagio. Benissimo. Abbiamo visto l'Ebola che deriva dagli animali e arriva all'uomo. Abbiamo visto la SARS-CoV-2, Covid,
che arrivava dai pipistrelli. E sempre in questi casi, sia l'Ebola, sia la tribù, sia la SARS, sappiamo che tutto questo nasce dalla deforestazione, cioè si deforesta, si avvicina il contatto uomo-animale e quindi siamo noi a aver causato il danno in principio. Ma in realtà hanno studiato 12 milioni, una quantità enorme di genomi virali, quindi genomi del virus vari, per capire se sono gli animali che lo passano all'uomo oppure è l'uomo che, tra virgolette, passa i propri virus agli animali. Ed è venuto fuori con una ricerca anche questa enorme, lunghissima, poderosa, gigantesca, che in realtà l'uomo è l'uomo che spesso trasmette agli animali il virus, con molta più frequenza rispetto al percorso contrario. Allora è venuto in mente un veterinario durante la pandemia, ricordate, c'era stato un momento di allarme, no? Quando non si era stressato troppo il concetto, tenendo appunto un abbandono generalizzato degli animali domestici, però c'era stato il caso di animali, gatti, contagiati dal Covid. E un veterinario appunto di Napoli, della Federico II di Napoli, aveva detto sì, che questa cosa era possibile. Infatti sconsigliavano di passegarli troppo, si diceva di trattarli con un minimo di distanza. Quindi in realtà questa vicenda non fa che confermare che l'uomo può attaccare i propri virus agli animali. E i virus cosa sono? Noi li guardiamo sempre male, ma dobbiamo pensare che sono esseri microscopici che vivono sulla Terra da milioni di anni e che devono adattarsi agli ambienti, devono adattarsi ai loro ospiti, a noi. Quindi immaginate anche questi virus che per sopravvivere devono passare da un organismo all'altro per la propria sopravvivenza, quindi sono certo una minaccia per la conservazione della specie umana, però loro fanno il loro mestiere, siamo noi che dovremmo essere più attenti, rispettare gli ambienti, quindi non deforestare, lasciare le scimmie dove stanno, lasciare gli animali selvatici dove stanno, non togliere a loro gli habitat necessari. E questa è la cosa. Quindi diciamo che cosa accade? Che se un nostro virus infetta un animale, poi il problema è che può tornarci anche indietro, perché ovviamente c'è il percorso contrario, è una sorta di circolo vizioso, ma dobbiamo sempre tenerlo molto molto presente. Siccome però gli animali noi tendiamo a utilizzarli molto spesso, c'è un'altra ricerca che l'uomo cerca appunto la sopravvivenza in tutti i modi possibili. Sappiamo che siamo diventati resistenti, no? A molti antibiotici, ebbene si è scoperto che il muco ricavato dalla pelle del pesce gatto africano può produrre un composto con fortissime proprietà antibatteriche. Allora, naturalmente questi animali, il pesce gatto africano, con questo muco si protegge dalle infezioni, no? E quindi porta fuori nell'epidermide i germi, però si sta studiando per utilizzarlo ai fini della protezione dell'uomo, insomma. Tra l'altro questo pesce gatto è molto curioso, ci torneremo un giorno, perché è una specie ittica molto particolare, che è in grado di respirare anche l'aria. Quindi diciamo una via di mezzo tra una balena, che è molto più grossa, e il pesce, perché normalmente appunto i pesci non respirano tirando fuori la testa dall'acqua, salvo appunto balene e cepodonidi, però sono delfini, che però sono mammiferi. Quindi la ricerca è tuttora in corso, ma è molto interessante. Ricordo che c'era il nostro amico Paolo Galli di Cocca che aveva studiato per esempio alcuni parassiti dei pesci per capire come facevano a stare attaccati alla pelle dei pesci nonostante appunto la frizione con l'acqua, no? Che si muove, si sposta. E attraverso questo studio è arrivato a elaborare una colla potentissima e assolutamente naturale, mimando questo meccanismo del parassita attaccato al pesce. Quindi per noi gli animali sono fonte continua di evoluzione e di ricerca. Poi, restando sempre sulla cronaca, mi pareva giusto però attualizzare, è il disegno di legge sugli abbattimenti di orsi in Trentino, perché qui analizziamo l'uomo tutto tondo, no? L'uomo bravo, l'uomo buono e anche l'uomo un po' birichino. C'è un ultimo rapporto Carnivori sui cuccioli del Trentino. Sappiamo sicuramente che la popolazione si attestava, a fine dell'anno scorso, tra i 73 e i 92 esemplari,
E sappiamo anche che quindi quest'anno e nel 2025, quindi l'anno prossimo, la provincia potrà battere di 16 orsi, 8 orsi all'anno, 2 maschi adulti e 2 femmine adulte al massimo, e poi probabilmente gli altri saranno giovani, esemplari, adolescenti, che non potranno crescere. E questa è una pessima scorciatoia per risolvere il problema. Loro dicono sovrappopolamento, in realtà voglio dire, le montagne sono grandi, e se pensiamo che in Abruzzo ne vivono una cinquantina e si spera che si allarghi il loro areale, perché se la popolazione cresce è un bene per l'ambiente. Però diciamo, nonostante il WWF, l'OIPA, l'AMA, l'EMPA, tutte le associazioni animalisti stiano lavorando con consulenti legali espertissimi, però questa legge va avanti e quindi vediamo cosa accadrà. Insomma, so che ci sono anche procedure all'Unione Europea, c'è anche un ricorso al Tribunale di Giustizia del Trento, però vediamo, perché qualcuno dice che ricorreranno alla Corte Costituzionale. Nutro pochi dubbi, perché appunto la provincia di Trento a quanto pare va avanti dritta. E poi arriviamo a questo esserino di cui ho mandato la foto, bellissimo, guardate gli occhi in particolare, che si chiama Dariogno, e che è un animaletto che vive nel Parco Nazionale dell'Aspromonte, quindi Reggio Calabria, ed è un animale, un piccolo roditore che è stato scoperto e raccontato al mondo della scienza un anno fa durante un congresso, appunto, in cui si parlava, specialisti a CONI e in Val d'Aosta raccontavano le ultime novità, e lo stanno studiando perché è un cosino di grande 8 centimetri e che pesa 18 grammi, quindi nulla. Sembra un topo ma non è un topo, ha degli occhietti, se vedete l'immagine, chi può vedere l'immagine, attorno agli occhi ha una specie di mascherina di peli neri e una folta coda coperta da un pelo bruno grigiastro, ricorda vagamente il viro, ma è molto molto più piccino, un animale schivo, notturno, solitario, e che naturalmente si nutre soltanto di frutti, semi, insetti, qualche funghetto, ma siccome è molto piccolo deve difendersi dai predatori, i rapaci soprattutto, e quindi si rende praticamente invisibile. In inverno è capace di fare un letargo, un'ibernazione, diciamo, che dura anche 6 mesi, come gli orsi praticamente, quasi un letargo. È il roditore più raro d'Italia, quindi bravi coloro che l'hanno, sono riusciti a trappolarlo, sono riusciti a studiarlo, e naturalmente bene questi parchi, che sono parchi anche, sappiamo, in Calabria, che custodiscono delle foreste vetuste, foreste che hanno alberi che superano i 500 anni, quindi l'età di Leonardo, Monteleghiera, no? Quindi la Calabria è un patrimonio, sono foreste vetuste che sono quindi entrate come patrimonio dell'umanità, un patrimonio straordinario. Chi potrà andare in vacanza non pensa al mare, magari faccia anche delle passeggiate in punta di piedi in questi luoghi meravigliosi, dove ci sono animaletti rarissimi come questo e probabilmente anche tanti altri che stiamo ancora cercando. Ecco, infatti, aggiungo solo una piccola cosa a proposito delle foreste della Calabria. Le foreste della Calabria sono sopravvissute perché è caduto l'impero romano. La Repubblica Romana e poi l'impero disboscarono mezza regione perché era con il legno che veniva fornito dalle foreste calabresi che si potevano costruire le triremi romane che poi vincevano qualunque nemico sul mare, insomma. E il porto di Bivona, oggi si chiama Bivona, questa frazione di Vibo Valentia, era il punto di imbarco di quel legname. C'erano anche i cantieri navali dove si lavorava e si costruivano le navi anche per la flotta militare romana. Mi permetto di fare questa piccola nota a margine. Prego, Ma è Paola. importantissima, tra l'altro vennero devastate anche, non so, sappiamo che il Po, la valle del Po, era un querceto straordinario, erano tutte querce, e per dire, nel piccolo giardino dei miei genitori c'è una quercia, una ricchissima quercia immensa, isolata, e chissà sarà sopravvissuta in secoli, non solo, ma poi dopo le guerre mancava tutto, mancava anche legno per scaldarsi, quindi tutte le nostre montagne sono state oggetto ovviamente di tagli massivi di legno. Adesso ne abbiamo
una dose consistente. Ho preparato un grafico per un'inchiesta che uscirà su Buone Notizie settimana prossima. Abbiamo superato addirittura quanto a presenza di foreste e boschi, 30% del nostro territorio, e soprattutto siamo al 37% del territorio. Abbiamo superato svizzeri e tedeschi che hanno delle foreste molto importanti e curano il loro patrimonio boschivo. Noi siamo sopra con percentuale di copertura a loro, un po' per l'abbandono, ma un po' anche perché dopo la seconda guerra mondiale si è smesso di utilizzare il legno in modo così massiccio, appunto per scaldarsi o per fini, cioè prima militari, e quindi le foreste sono tornate a crescere. E però ci sono questi luoghi magici che sono rimasti non toccati appunto anche dai perfidi romani, e quindi si sono salvati. Sono dei posti pazzeschi, incredibili, dove credo meriti di fare un giro, ecco, anche le foreste cadentinesi, in punta di piedi sempre. Diciamo Decisamente. che chiuderei questa puntata con un'altra operazione. Ecco, qui diciamo, il mio cuore batte sempre molto forte quando si parla di infrastrutture che vanno a intaccare i patrimoni naturalistici, però ci sono anche fattori importanti. A Genova stanno costruendo una nuova diga, potenziando, diciamo, la portualità italiana, e la diga più profonda d'Europa. Si chiama Nuova Diga Foranea, un'opera assolutamente unica al mondo per complessità, per dimensioni, per ricaduto sulla città, ma soprattutto sull'Italia, perché diventerà, diciamo, un luogo di transito eccezionale, insomma, per i nostri commerci, per le grandi navi, un hub logistico importante. Speriamo che tengano conto anche di bene e capodoni che attraversano quel mare. Però cosa è successo? Che scavando così in profondità per poter aspettare questi giganti del mare, si è deciso di aprire una collaborazione con i biologi marini dell'Acquario di Genova e di salvare organismi marini che vengono prelevati a questi fondali, altrimenti vengono ammazzati e basta. Per cui praticamente sono stati portati in salvo le gorgonie, che sembrano nei fiori, in realtà sono degli invertebrati, come un po' come ci fanno pensare un po' ai coralli, e che vivono a 200 metri di profondità e sono proprio appunto animali marini. Sono costituiti da questi grandi fiori da piccoli animaletti e polipini che lavorano tutti assieme tra loro come se fossero un unico organismo. Quindi dove sorgerà questa grande diga si stanno appunto prelevando queste creature del mare che devono essere assolutamente salvaguardate e tutelate. Quindi questa, ripeto, è una notizia in parte buona e in parte non buona. L'importante è che l'ambiente non venga devastato, cioè che ci sia qualche ricercatore che ci mette il naso. Certamente. Molto bene Paola, allora io ti ringrazio come sempre, ti ringrazio e ti auguro buona Pasqua. Noi ci ritroviamo quindi il 3 di aprile. Anche voi. Assolutamente sì. Buona Bene. Pasqua a tutte e a tutti, anche a voi della squadra. Grazie Antonino. Grazie a te, grazie a te. Un abbraccio grande Paola, come sempre. E niente, allora, bella gente, abbiamo quasi finito questa puntata, ma noi procediamo immantinenti. Apriamo di nuovo il telefono 029294 7222 se volete dire la vostra, oppure 340 670 9659 se volete intervenire attraverso la zappa o il WhatsApp. Ora io questa settimana, per ovvi motivi, perché abbiamo fatto questo triduo di Dannatone, non ho avuto la possibilità di preparare aria fritta, me ne scuso con voi, ma credo che questo sia il premio banana della settimana, perché state un po' a sentire, lo sto leggendo da Varese News, sentite che roba, guardate, questo è il re dei pirla. Busto Arsizio, lo spacciatore prende i soldi ma non gli dà la droga e lui chiama la polizia. Una denuncia a Busto Arsizio. Vorrei prendermi a schiaffi da solo, giuro. La situazione, giuro, cioè questa è una cosa vera, ragazzi, non me la sto inventando. La situazione bizzarra, ripeto, qui è su Varese News. La situazione bizzarra si è verificata in un appartamento del centro. Il cliente era stato anche minacciato con un coltello, ma all'arrivo della volante ha dovuto consegnare anche l'altra droga che aveva addosso. Continua ancora Varese News.
Viene minacciato con un coltello dal suo spacciatore, chiama la polizia che interviene, denuncia l'aggressore e segnala il giovane consumatore. La storia piuttosto bizzarra è accaduta a Busto Arsizio lo scorso venerdì, quando la polizia di Stato di Busto è intervenuta attorno alle 17:30 in un appartamento di una via del centro cittadino, in quanto una persona riferiva di essere minacciata con un coltello. La pattuglia ha trovato sul posto un giovane di 28 anni, il quale riferiva che il suo aggressore, un italiano 54enne, si era appena rifugiato in una stanza dell'appartamento in cui si trovavano. Gli agenti, dopo aver tranquillizzato la vittima, hanno convinto l'aggressore residente nell'appartamento a uscire dal locale chiedendogli di consegnare l'arma utilizzata per le minacce. La prima spiegazione sulle ragioni dell'aggressione parlava di un diverbio per questioni sentimentali, ma gli agenti non hanno creduto al racconto e hanno appurato che tra i due erano intervenuti dei dissidi in merito alla cessione di sostanza stupefacente. Il ragazzo ha poi raccontato che nel pomeriggio aveva consegnato 50 euro al 54enne per l'acquisto di metanfetamina, ma quest'ultimo, dopo aver preso il denaro, intimava al 28enne di andarsene dall'appartamento minacciandolo col coltello. Premio banana meritatissimo anche questa settimana. E adesso qui Parlamento. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Qui Parlamento. Le 19:30 minuti e 16 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi per questa puntata di Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Con noi l'onorevole Marchetti. Buonasera onorevole. Buonasera a tutti voi e ai nostri ascoltatori. Allora, questo nuovo codice della strada, che cosa si prevede in particolare? Allora, questa è una grande vittoria sicuramente della Lega e del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini, che tanto ha desiderato revisionare dopo anni di fermo un codice della strada che era fondamentalmente rimasto vecchio, non aggiornato per quanto riguarda per esempio la tecnologia. Quindi ha due scopi ben diversi questo codice: anzitutto essere finalmente moderno. 770 gli emendamenti che sono stati trattati, 70 sono quelli approvati, oltre 91 i soggetti auditi, quindi grandi portatori di interesse che si occupano appunto di viabilità, di strade e quant'altro, e l'obiettivo principale è sicuramente quello di creare un deterrente forte rispetto a quelle abitudini che ai noi vedono dati al 2022 3.100 persone che hanno trovato la morte sulle strade italiane, con un aumento del 10% negli ultimi anni. E queste leggi sono appunto che noi come deterrente facciamo sì che chiunque oggi venga trovato positivo alla test della droga, mentre prima bisognava dimostrare che ci fosse un'alterazione dello stato psicofisico, oggi la positività al test della droga presupporrà immediatamente il ritiro della patente, e questo per noi è anche un forte deterrente, qualcosa che vuole scoraggiare soprattutto i giovanissimi a utilizzare droghe non soltanto prima di mettersi alla guida, ma anche nei giorni precedenti, perché poi alcune droghe restano e quindi ha un doppio significato per noi determinante. Sul discorso dell'alcol abbiamo previsto l'utilizzo dell'alcol lock per tutti quei casi di recidività, perché moltissime persone venivano trovate positive e poi si rimettevano alla guida anche successivamente, dopo magari lo stop di 1 o 2 anni dal ritiro della patente, si rimettevano alla guida. Con questo nuovo codice verrà inserito per coloro i quali vengono sorpresi più di una volta alla guida sotto effetto di alcol, con questo dispositivo elettronico che impedirà l'avviamento del motore e che quindi impedirà all'auto di accendersi, con chiaramente un aumento delle sanzioni per quanto riguarda coloro i quali intelligentemente possono provare a eludere questo dispositivo elettronico di sicurezza. Siamo intervenuti sui monopattini, che erano diventati incontrollabili, città che erano diventate autentiche giungle, con danni sia a cose e a oggetti, quindi automobili, quindi anche monumenti e quant'altro, marciapiedi, sia a chi usufruiva, perché poi molte volte chi cadeva aveva anche danni. Sappiamo che quando qualcuno si fa male poi chiaramente usufruisce del sistema sanitario nazionale, quindi anche in questo caso obbligo del casco, assicurazione RCA come per tutti i veicoli, targa di riconoscimento, in maniera che
se succede qualcosa anche grazie alla videosorveglianza si riesce a capire chi ha fatto cosa. Questo secondo noi è molto importante, il divieto di andare sopra i marciapiedi, il divieto di utilizzare i monopattini in quelle aree in cui la velocità è superiore ai 50 km/h. Questo presuppone quindi il divieto di tangenziali e superstrade, come purtroppo era stato in tanti video che a noi sono finiti alla cronaca anche giornalistica, e quindi abbiamo messo delle regole, sia anche per quanto riguarda i ciclisti, quindi anche in quel caso siamo intervenuti dando delle garanzie, siamo intervenuti sui motociclisti, io di questo ne sono molto orgoglioso essendo uno di loro, quindi l'installazione dei guardrail, quelli per quando si scivola, quelli gialli che si vede in molti valli di montani, che impediscono a chi cade appunto con la moto di tagliarsi a volte in maniera anche gravissima con la lamiera del guardrail. Li abbiamo inseriti nel codice anche degli utenti deboli, abbiamo concesso, rimanendo sulle due ruote, la possibilità anche per i 125, i 120 cc di poter andare in superstrade in raccordi, cosa che prima era vietata. Abbiamo prolungato il tempo dei neopatentati da 1 a 3 anni, vietando l'utilizzo e l'impiego di auto e SUV ad altissime e ad alte prestazioni, ma siamo andati incontro alle famiglie, passando da 12 mesi a 3 anni, abbiamo aumentato il numero di kilowatt, permettendo così a tante famiglie che oggi stanno attraversando magari anche un momento di forte difficoltà economica, di non dover comprare obbligatoriamente la macchina ai figli, ma di dare magari la macchina media o utilitaria che hanno in casa per tutto quel periodo. Quindi insomma un codice che guarda da un lato la sicurezza e dall'altro anche le tasche di tanti cittadini, ma che finalmente con chiarezza ristabilisce un ordine che purtroppo si era perso da parte anche di chi ha governato, che ha fatto e ha portato modifiche, ma che erano fondamentalmente spot in decreti legge. Oggi finalmente c'è questo codice e per tantissime altre parti abbiamo rimandato a un ulteriore codice ministeriale che andrà a normare in maniera ancora più chiara e netta quegli aspetti su cui magari il lavoro parlamentare non è riuscito in tempi celeri, anche nell'ordine di quella che sarà la spesa per lo Stato, a rivedere e a modificare. Quindi insomma dal canto nostro grande soddisfazione, speriamo che si riesca quanto prima a invertire questo trend negativo che ha visto appunto purtroppo, come dicevo prima, numeri spaventosi di incidenti e morti su strada, l'uso del cellulare, addirittura uno studio ci dice che quasi il 10% degli utenti sotto i 35 anni utilizza il cellulare per filmarsi mentre guida. Chi viene sospeso oggi vedrà il ritiro immediato da 15 giorni o 2 mesi della patente, più con il ritiro breve qualora dovesse esserci una recidiva, vedrà ulteriori sanzioni anche economiche importanti. Gli animali, perché poi man mano che parlo mi vengono in mente un codice ampissimo che invito tutti i nostri concittadini ascoltatori ad approfondire. Oggi chi abbandona gli animali e presuppone una multa fino a 3.000 euro, se questi poi causano un incidente si ha la stessa identica incriminazione che si ha per l'omicidio stradale. Quindi siamo andati a intervenire a 360 gradi, andando proprio in quegli aspetti che i dati Istat e comunque i dati ci dicevano essere quelli più problematici, adeguandolo al 2024. Certo. Senta, un'ultima cosa, si era parlato di un possibile innalzamento dei limiti di velocità autostradali fino a 150 all'ora e questa possibilità è stata introdotta oppure no? Allora, questo è il mio emendamento, tra l'altro, quindi Ecco. diciamo che io avevo portato l'emendamento, non è stato approvato perché ci sono state delle questioni che hanno un attimino rallentato anche rispetto a posizioni politiche. Secondo me servirà ancora della sensibilizzazione rispetto a questo tema, su cui io la mia idea. I dati ci dicono che per esempio nelle autobahn tedesche, dove non esistono limiti di velocità, gli incidenti mortali sono meno della metà di quelli che riguardano le autostrade italiane, perché è provato scientificamente che quando si guida a una velocità di crociera, non dico elevatissima, ma comunque una velocità importante, chiaramente il guidatore è molto più attento alla guida di chi magari mette il cruise control a 90 km/h e si fa 4 ore autostrada. Questo è proprio scientificamente provato, non lo dice la Lega, lo dicono i dati. Soprattutto
una ragione che un tempo bloccava questo emendamento, che io comunque ripresenterò nei prossimi provvedimenti, perché possiamo comunque andare a modificare il codice anche con altre modalità. Io su questo sarò molto netto e chiaro. Prima ci dicevano le macchine a 150 km/h inquinano. Siccome ai noi purtroppo stiamo andando verso una folle elettrificazione, la macchina elettrica a 150 km/h non emette CO2. Quindi anche il ragionamento ambientale secondo me viene meno, e io credo che i tempi siano maturi per riproporre in tempi celeri nuovamente i 150 in autostrada, perché sono limiti dove chiaramente questo è consentito, dove la strada lo consente, dove abbiamo le 3/4 corsie, non ovunque in maniera indiscriminata, però credo che sia indispensabile. E nonostante questo non sia stato approvato, le opposizioni, soprattutto il PD, ci hanno attaccato perché avrebbero voluto ridurre ulteriormente i limiti di velocità, cosa che diciamo ormai le zone 30 sono ovunque, e poi spetta ai sindaci stabilire dove andare a ridosso delle scuole, a ridosso dei parchi giochi, quindi non è che ci sia un codice che vieta le zone 30, però diciamo che secondo noi i limiti di velocità oggi sono forse superati, ma se vogliamo essere più moderati, diciamo, sono sicuramente adeguati. Non abbiamo ravvisato la necessità di andare a ridurre i limiti di velocità, perché comunque sono stati stabiliti in un momento storico in cui le macchine non avevano neanche l'ABS, e oggi praticamente anche l'ultima delle utilitarie ha tempi di arresto e di frenata veramente più della metà delle migliori macchine degli anni '80. E quindi sì, ma onorevole, sa perché glielo dico? Perché questo fatto del limite di 120-130 crea, specialmente nei periodi in cui ci si sposta, delle vere e proprie file indiane chilometriche di auto che viaggiano più o meno tutte alla stessa velocità, più o meno tutte nello stesso fazzoletto di asfalto, più o meno tutte guidate da gente che prende l'automobile solo in quelle occasioni, per cui c'è quello che esce di corsia senza mettere una freccia a quella velocità, l'altro che dà un colpetto di freno, quello dietro che frena più forte, il terzo inchioda, il quarto fa la carambola. Allora, a maggior ragione, forse bisognerebbe rendere più fluido il traffico, anziché concentrarlo tutto quanto in un fazzoletto a 120 all'ora, perché tanto ormai tutte le macchine ci arrivano e basta inserire la ghiera del pilota automatico e vai. E così generiamo invece gli incidenti anziché abolirli. Io sono perfettamente d'accordo, anche perché ribadisco, questi sono dati che io posso tranquillamente tirare fuori e mostrare. È provato che quando si viaggia su tratte lunghe con il cruise control, che sarebbe appunto il pilota automatico, quando è un'ora o due che la macchina viaggia a quella velocità di crociera, ove non si formano le quote di cui parlava lei, si tende a perdere l'attenzione alla guida. Quindi oggi se prendi il telefono rischi veramente tanto, molto più rispetto a prima, però si tende a distrarsi, e chi guarda il navigatore, chi parla e guarda la persona che è vicino, perché sì, tanto ormai si è abituato, chi manda il WhatsApp, e quindi è ovvio che non voglio dire, poi è chiaro, se aumenti la velocità, ma aumentando la velocità si aumenta l'attenzione alla guida, e si riduce anche il rischio di code. Poi oggi abbiamo tantissime strade, tantissime autostrade consentirebbero di viaggiare a delle velocità diverse rispetto a quelle a cui oggi ci obbliga il codice. Ecco, onorevole, un'ultima cosa, poi giuro che la lascio andare. Io spero sia stata introdotta la fucilazione in piazzola per tutti quelli che lasciano la corsia di destra libera, perché come non è, quando poi viene il momento dell'esodo, la corsia destra è sempre vuota e viaggiano tutti centrale e sorpasso, e tutti quanti a 120 nel fazzoletto. Ecco, spero sia stata introdotta la fucilazione in questi casi, no? Non l'avete fatto No. questo? La fucilazione Perché per la però scomunica diciamo scrivo che... io in Vaticano, chiedo al Papa che vengano scomunicati, ma qualcosa lei la deve fare. Allora, io dico questo, sicuramente lavoreremo in quest'ottica qua, mi spiego bene. Quello che secondo me va fatto, abbi pazienza, mi sono fermato, ok, quello che secondo me va fatto sicuramente... Ahia, c'è qualcuno che non vuole che si regoli la corsia di destra, attenzione. Giulio Cesare, proviamo a richiamare l'onorevole e vediamo se riusciamo ad avere risposta, anche se siamo un po' in là con i tempi, per favore.
Allora, Rick da Varese che mi parla degli antichi romani che prima avevano disboscato tutta la Sicilia per costruire la loro flotta navale. Anche questo è vero, la Sicilia era poi il granaio dell'impero in quel tempo, specialmente l'interno, la zona di Caltanissetta, Enna e così via. Tutt'oggi lo è, se voi ci passate in piena estate. Antonino, abbiamo di nuovo Riccardo. Prego, allora onorevole, per concludere, prego, dica pure. Ecco, dicevo, noi abbiamo comunque previsto, scusatemi tutta la linea, previsto discorsi di aggiornamento, soprattutto sulle scuole, perché io credo che il problema sia spiegare, prima che si prenda la patente, che la corsia di sorpasso è appunto la corsia di sorpasso, deve essere utilizzata e impiegata per effettuare il sorpasso. Quindi metto la freccia, guardo lo specchietto, se libera sorpasso e poi rientro nella corsia lenta. Mentre invece, d'accordo con lei, io impazzisco ogni volta, ci troviamo persone che viaggiano proprio nella seconda e terza corsia delle autostrade, obbligando i più indisciplinati ad effettuare il sorpasso a destra, che presuppone che nel momento che la persona sorpassata, chiaramente stando di là nei guardi specchietti, rientra, causa un incidente e la colpa è di quello che sorpassa dall'altra parte. Quindi sono d'accordo che c'è assoluta necessità di riformare ed educare e spiegare l'utilizzo dello specchietto laterale, delle frecce e delle corsie, perché sono d'accordo, è incredibile che soprattutto nei momenti di esodo ci siano persone che viaggiano solo in terza corsia a 120, a 110, a volte addirittura a 80, 90. No, pure a 90, come no? Esatto, sono d'accordissimo. Che uno che arriva da dietro a 130, non a 180, a 130 deve piantare le gomme per terra, grazie a questi fenomeni. Esatto, Vabbè. è impressionante, soprattutto È vero. nei weekend, quelli i ponti, le vacanze, il mese d'agosto, che non escono mai e commentano, cioè non hanno proprio la cultura della superstrada e dell'autostrada, cioè dimenticano che proprio per legge la corsia di sorpasso è appunto per il sorpasso e non per il transito. Sì, appunto, ed è inutile fargli fare, è inutile avvisarli, è inutile niente. Quelli si mettono lì e proprietà loro, pare che gliel'ha lasciata il nonno e vabbè, lasciamo stare. Sì, Io no, avrei anzi, delle poi- considerazioni sulle genitrici di costoro, ma preferisco tacere. Onorevole, grazie del suo tempo e grazie per essere stato con noi. Grazie a lei, grazie a voi. Prego, sigla e chiudiamo. Qui Parlamento. Allora, bella gente, abbiamo finito. Non possiamo mandare in onda il pezzo di Mario Morosi, Saverio Madonna e Camillo Madonna, Lupiante della Fonte, una bellissima e struggente ballata abruzzese che è stata registrata quest'anno, ma la daremo domani sera, sempre qui alle 19:40 sulle magiche onde di Radio Libertà. Appuntamento invece per Zoom alle 18:05 trattabili. Sappiate che domani sarà una puntata sia all'insegna della musica che anche di una notizia molto particolare. Grazie per essere stati con noi e ricordate che malgrado tutto, the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna. Buonasera. Avete ascoltato Zoom, il drive time in mezzo ai fatti.